Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stiamo assistendo a un tetro aggiornamento dell'aforisma volutamente paradossale con cui George Orwell chiude la distopia della fattoria degli animali, per cui tutte le vite dei palestinesi sono uguali, ma alcune vite dei palestinesi sono meno uguali delle altre. A cosa ci riferiamo? Ci riferiamo alla guerra, sì, che sta andando in scena attualmente mentre vi parlo nella striscia di Gaza. Non la guerra che opponeva lo Stato ebraico, oggetto di un pogrom il 7 ottobre, alla banda nazi islamica autrice del pogrom. Quella guerra l'ha appena chiusa Donald Trump, paradossalmente il nemico dei cosiddetti pacifisti nostrani. L'ha appena chiusa col ritorno degli ostaggi, con un accordo di pace che ha coinvolto tutti i principali attori del mondo arabo-musulmano e può ridisegnare il Medio Oriente all'insegna della prosperità e della cooperazione. Mentre cammina però questo disegno di prospettiva, ovviamente difficile, ma altrettanto ovviamente di portata storica, la cronaca ci dice che mentre vi parlo stanno ancora morendo dei palestinesi a Gaza, solo che stanno morendo per mano di Hamas e fanno meno notizia e creano meno empatia nel mainstream e dominano meno le tendenze social delle anime belle. Sì, perché in queste ore, in questi giorni, sostanzialmente sta andando in scena una resa dei conti diffusa a Gaza. Lo avete visto esemplificato in un'immagine agghiacciante che fa il giro del web, per cui ci sono 4 condannati incappucciati che vengono fatti inginocchiare. Alle spalle di ognuno di loro c'è un galantuomo di Hamas armato di Kalashnikov e con tutta una ritualità su cui si indugia. Questa scena viene ripresa finché vengono ammazzati tutti, giustiziati tutti, ammanettati, inginocchiati e incappucciati. Così sta agendo Hamas nella striscia, regolando i conti. Con chi? Anzitutto con gruppi rivali. Parliamo di gruppi formalmente legati a Fatah o di gruppi legati all'universo salafita. Li ha riassunti ottimamente Gianni Calessin oggi sul Giornale, vi consiglio il suo pezzo. Nella fattispecie i giustiziati appartenevano al gruppo Dogmosh, scusate, che conta dai 15 ai 20.000 membri, sono padroni del quartiere Sabra di Gaza City, hanno legame con formazioni salafite concorrenti, diciamo, nell'universo islamista ad Hamas. C'è poi il clan beduino di Yasser Abu Shabab, signore del contrabbando con il Sinai nella zona di Rafah, anche quello un nemico di Hamas, e anche i suoi uomini in questo momento sono soggetti alla caccia e alle esecuzioni di Hamas. Ci sono poi gruppi che hanno invece più, diciamo, solidi legami con Fatah. Ci sono anche, perché questi sono anche i gruppi che ho elencato, diciamo, non sono gruppi di galantuomini, però sono persone che vengono giustiziate, incappucciate in questo momento nella striscia, ma poi c'è anche una caccia al dissidente, c'è una caccia al civile palestinese che dissentiva da Hamas o che non voleva e non vuole vivere sotto Hamas. Ebbene, per tutti costoro, siano, diciamo, bande rivali concorrenti o semplici, tra virgolette, civili perseguitati, per tutti costoro non c'è nessuna Francesca Albanese che fa nessuna tirata televisiva, non c'è nessun Maurizio Landini che annuncia alcuno sciopero generale, non c'è nessun editoriale collettivo che lacrimevole e che chiede la cessazione delle armi. Non c'è nessun attore, attorucolo, VIP, vippastro, vippone, non c'è nessuna marcia da nessuna parte, non c'è nessun talk televisivo che rilancia le immagini all'infinito, insomma non c'è nessuna segnale da parte del mainstream, che fino a ieri era molto sensibile, comprensibilmente da un lato ai civili palestinesi uccisi nella guerra di Gaza, col piccolo particolare che raccontava la premessa indispensabile dell'orrore, cioè il fatto che Hamas li usasse deliberatamente come carne da macello, come hanno detto più volte più capi di Hamas. Adesso invece questi palestinesi vengono uccisi, muoiono
nel silenzio delle anime belle, perché evidentemente agli occhi delle medesime anime belle, non essendo uccisi dall'unica democrazia del Medio Oriente, ma essendo uccisi dai galantuomini di Hamas, valgono meno. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.